Questa femmina Idaroplatis è una mantide asiatica. La cosa particolare delle mantidi è che perdono letteralmente la testa per amore. Infatti i maschi nel 30% dei casi vengono divorati dalla femmina prima, durante o dopo l'accoppiamento. Sembra inspiegabile questo comportamento, ma in realtà si è visto che i maschi che si fanno mangiare dalle femmine ottengono un vantaggio immediato, perché le femmine producono più uova e producendo più uova garantiranno una paternità maggiore al maschio che si è fatto divorare. Quindi un maschio che venga cannibalizzato dalla femmina non è un maschio sfortunato, ma è un maschio che avrà più probabilità di avere figli. Ciao da Manuela e Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y. Tutto quello che non sapevate di voler sapere. La scienza della riproduzione. Questa voglio vedere se la metti. Non la posso mettere. Ciao, questa... No, non devo dire ciao. Ok.